Bentornati su Zwischer Channel World News. Le principali notizie dal mondo in meno di un minuto. È morto René Angelil, il marito di Céline Dion, aveva 73 anni. Morto anche Franco Citti, il poeta triste scoperto da Pasolini. E morto anche Alan Rickman, il Piton di Harry Potter. In Francia ci sono delle perquisizioni alla Renault, si tenta di indagare se ci siano stati manomissioni, come nel caso della Volkswagen, sulle fuoriuscite di prodotti inquinanti. Attentati a Giacarta, 7 morti, la polizia e i terroristi sarebbero legati all'ISIS. Poi la Turchia che bombarda alcune postazioni dell'ISIS, e in Libia l'ISIS invece attacca i pozzi di petrolio. Andiamo a vedere le prime pagine dei giornali. Su Le Figaro, Hollande parla dell'allarme antiterrorismo, in prima pagina anche le perquisizioni alla Renault, mentre su pagine di giornali italiani Il Giornale, 2 terroristi armati in Italia, e Il Manifesto, in Family Day. Questo è tutto, grazie per averci seguito, noi ci rivediamo domani sempre qui, sempre su Zwischer Channel World News.